Lascerei subito la parola a Piero Fassino, dopo spero che faccia un giro per il tavolo, sono tanti amici presenti, hanno piacere di stringergli la mano e lascerei subito la parola. Va bene, grazie di questa possibilità di incontro. Questa è la settima iniziativa della giornata, se mi ricordo più. A questo punto ottava. Arrivo con le pile un po' fuse e vi chiedo scusa se poi non starò con voi fino alla fine della serata, che devo andare a dormire a Bologna perché domani è una giornata elettorale in Liguria, quindi dobbiamo trontare per tutto il paese. Va bene, grazie intanto di essere qui con Marcello Basso, con Donaggio, con Martella, con Tiozzo e con tanti compagni e amici per una campagna elettorale che sappiamo tutti essere molto impegnativa. Ovviamente sappiamo per esperienza che tutte le elezioni sono importanti, perché le elezioni sono il momento nel quale i cittadini votano, scelgono, decidono, quindi tutti i voti sempre in democrazia sono passaggi importanti, però sappiamo anche per esperienza che ogni volta le elezioni si caricano di un significato particolare alla luce del momento, del contesto, dello scenario in cui cadono. E queste sono elezioni importanti perché cadono in un momento molto delicato della vita del paese, cadono in una fase di crisi. Poi, come abbiamo visto spesso e anche ieri, anche oggi, Berlusconi cerca di convincerci che non è così, cerca di spiegare agli italiani che la crisi è già alle nostre spalle, che il peggio è passato, che ormai ne siamo fuori. La verità però non è questa. E la verità non è questa non perché lo diciamo noi. La verità non è questa perché lo dicono le cifre, i dati. Perché in 2 anni la disoccupazione è passata dal 6 al 9%, perché in 2 anni la cassa integrazione è aumentata di 10 volte, perché l'andamento della produzione industriale del 2009 è scesa ai livelli del 1991, perché le esportazioni, e qui siamo in una realtà che esporta tante delle cose che produce, le esportazioni nel 2009 sono scese ai livelli del 1971. Si potrebbe continuare in un rosario di cifre, no? Che dimostrano che la crisi c'è, che non è vero, come dice Berlusconi, che è alle nostre spalle. Noi diciamo questo non perché, vorrei essere chiaro, non perché vogliamo menare grano e neanche perché ci vada bene che ci sia la crisi, ci mancherebbe, e neanche perché pensiamo che non si possa uscire dalla crisi. L'Italia ha le risorse per farcela, ha le risorse per uscire dalla crisi, però il problema è che per uscire dalla crisi bisogna fare delle cose. E vedete, quello che balza agli occhi è la differenza tra l'Italia e gli altri paesi proprio su questo. La crisi c'è in Francia, c'è in Germania, c'è negli Stati Uniti, c'è in Grecia, c'è in Spagna. La differenza non è tanto nella crisi, la differenza sta nella risposta alla crisi, perché se guardiamo quello che hanno fatto i governi di questi altri paesi, vediamo che negli Stati Uniti o in Francia o in Germania o in Inghilterra sono stati messi in campo programmi di emergenza, piani di investimento, strategie anticrisi. In Italia tutto questo non c'è. Non c'è una politica attiva per il lavoro. Noi stiamo governando, gestendo un mercato del lavoro in crisi, una fase di crisi, esattamente con gli strumenti, con gli stessi strumenti che avevamo quando la crisi non c'era. Gli ammortizzatori sociali sono gli stessi, le dotazioni finanziarie sono le stesse, non si è preso nessun provvedimento che tenesse conto della gravità nuova che il problema del lavoro ha. Anzi, ieri, vi ho letto tutti sui giornali,
che Sacconi ha bloccato, no, la proposta di portare da un anno e mezzo il periodo di copertura della cassa integrazione per i lavoratori di aziende in crisi. Non c'è uno straccio di provvedimento per le imprese. Noi sappiamo, poi il Veneto ne è una rappresentazione simbolica, chiara, no? Noi sappiamo come è fatta l'Italia. L'Italia è un grande paese industriale fatto di centinaia di migliaia di imprese medie e piccole. Il 95% delle imprese italiane ha meno di 30 dipendenti, il che significa che quando si arriva in una fase di crisi come quella che abbiamo oggi, quelle aziende soffrono di più e quindi sarebbero necessarie politiche per facilitare il credito, politiche che estendano a tutte le imprese, anche alle piccole, la cassa integrazione per i loro lavoratori, misure per sostenere le esportazioni per non perdere quote di mercato sui mercati internazionali. Non c'è niente di tutto questo. Abbiamo avanzato noi proposte numerose. Il governo non ha accolto le proposte dell'opposizione, ma non è che ne aveva delle sue, semplicemente non ha preso decisioni su queste cose. Opere pubbliche, sappiamo bene che quando c'è una crisi uno dei modi per affrontare la crisi è aprire cantieri, no? Mettere in campo investimenti per opere pubbliche. Un anno e mezzo fa il governo ha deciso, no? Un programma di 43 grandi opere che dovevano servire a tirare l'economia. Bene, bisogna sapere che a oggi è il 12 marzo del 2010, quelle 43 opere sono tutte con una copertura finanziaria che non supera per ciascuna il 15% del costo dell'opera, e non c'è un'impresa al mondo che partecipi a un appalto che è coperto per il 15%, e quindi i cantieri non si aprono, come difatti in un anno e mezzo non se ne è aperto neanche uno. Ci sono migliaia di comuni, anche qui in Veneto, che hanno nelle casse soldi perché sono stati gestiti in modo oculato, hanno attivi di bilancio o residui attivi. Le regole della contabilità che regolano la finanza pubblica non consentono a questi comuni di spendere questi soldi, ci sono risorse bloccate. Abbiamo chiesto di sbloccarle, Tremonti ha detto che avevamo ragione e poi non ha fatto nulla. Per non parlare dei redditi. Questi giorni sono venuti fuori sui giornali i dati sui redditi degli italiani. Risulta, no, che i 16 milioni e mezzo di pensionati italiani percepiscono una pensione media, una cifra media naturalmente, di 770 euro al mese, molti sono sotto, e l'80% dei lavoratori dipendenti, che facciano l'operaio o l'addetto all'anagrafe o l'infermiere o un'altra cosa, hanno uno stipendio, un salario mensile netto che sta tra i 1.000 e i 1.250 euro al mese. Salari stretti, stipendi stretti, pensioni strette. Noi abbiamo detto, se vogliamo rilanciare i consumi, proviamo a dare un po' di fiato a questi redditi, per esempio con una riduzione di prelievo fiscale su tutti i redditi lordi fino a 35.000 euro all'anno. C'è stato risposto anche su questo di no. Vedete, quello che colpisce è che il governo di destra ha detto no a una serie di proposte che noi abbiamo avanzato per il lavoro, per le opere pubbliche, per i redditi, per le imprese, ma non è che ha detto no alle nostre proposte perché ne aveva delle altre, cosa che è del tutto legittima. No, ha detto no alle nostre e basta. Dopodiché non ha detto no a noi, ha detto no ai cassa integrati, ha detto no ai lavoratori, ha detto no alle imprese, perché se non fai nulla, il no l'hai detto loro, non l'hai detto solo a noi. Ecco, questa è la situazione, quindi l'Italia rischia di più, perché di fronte a una crisi che morde nella vita della gente, nella vita di tanti, non c'è una strategia che tenda ad arginare la crisi, a contenerne gli effetti, a rimettere in moto un ciclo positivo di investimenti e di crescita. Allora cosa c'entra questo con le elezioni regionali? C'entra perché, vedete, la dico così in modo semplice, nel momento in cui c'è una crisi e questa crisi richiede delle risposte per